Dalle porte contarine, storico attracco e per secoli punto cruciale della navigazione veneta, il candidato sindaco di Torna Padova, Lorenzo Innocenti, spiega la sua proposta per rilanciare la viabilità acquea. Abbiamo questa risorsa, dobbiamo sfruttarla sia per ragioni turistiche ma anche di mobilità sostenibile. Noi abbiamo fatto la proposta di un sistema di battelli in stile veneziano, ipotizzando una partenza dal Bassanello per arrivare alla Specola, quindi in pieno centro storico, un battello che faccia la spola sia per i turisti sia per i padovani. Il percorso di cui parlavo prima richiederebbe un quarto d'ora, 20 minuti sull'acqua, quando invece in macchina ci si impiega molto di più e logicamente parcheggiare in centro è un problema. In questa maniera riusciamo a distrarre un po' del traffico dalla strada. L'idea di Innocenti guarda al modello veneziano, con un battello che unisce la Specola e il Bassanello, un modo per fornire un'alternativa ai padovani che di solito passano di lì con le auto. Possiamo presentarci anche ai turisti come una città che riscopre la sua storia in maniera innovativa e poi dare la possibilità ai padovani di riscoprire davvero parte della loro storia